Hai detto torta rustica? Sì. Aspetta un attimo perché c'è una sorpresa. Aspetta qui, Sì, ma veramente arrivo subito, Sì. il tempo un attimo. Tenimmoci così, anima e cuore. Ma buongiorno, ma che la bella! stiamo più, manca penora, amore mio. Madonna, Quanto si bella. che voce, proprio l'arte proprio. Grazie, grazie. Senti, ma oggi io so che devi raccontarci qualcosa di questo impasto, perché tu mi hai chiamato, c'ho un impasto. Raccontaci, che com'è questo impasto? Oggi facciamo la pizza di scarola borbonica, cioè un antipasto di quelli proprio nobili. E questo impasto è un impasto del 700. Addirittura. Guardate qui. E non è scaduto. E non è scaduto. E come si fa? 500 grammi di farina, olio extravergine 130 grammi, 150 di acqua, sale e pepe. Senti il profumo, senti il profumo. Che bontà, mamma mia, che bontà. È un involucro che accoglie la scarola e la rende unica. Mi hai conquistato solo con il Mi sono racconto, innamorata. pensa quando lo andrò a assaggiare. Sì. Poi gli altri ingredienti, qui vedo, Allora, qui vedo un agrodolce. Un agrodolce, intanto partiamo dalla verdura. Questa è Scarola. l'indidia o scarola riccia, questa è la liscia. Qui ci sono le acciughe di cetara, l'uva passa, i pinoli. Chissà che so, Questi sono i capperi, brava. in pasta latini. E le olivette di Gaeta. Pensate che cosa buona. Messo tutto insieme così. Che cosa faccio? Io intanto mi pulisco le verdure, faccio un bellissimo aglio e olio con olio buono, calo piano piano la verdura crudo, non vi dimenticate di questo passaggio, la faccio soffriggere un po', la condisco e guardate questa cosa, questa è la cosa più importante, per non far venire la pizza di scarola molle, dovete far sì che tutto venga messo nello scolapasta, far scendere per bene tutto quello che è l'acquetta e poi la andiamo a mettere qua su questo impasto che è meraviglioso. Ma dai, mettine un pochino, mettine un altro poco anche tu. Buco un pochino l'impasto, sotto. Bucalo, bravissima, vai, stendi ancora, stendi. Ok. Stendi, eccoci qua, io l'avevo già messa. Mettiamo adesso le acciughine. Guardate che spettacolo. Quindi bisogna fare attenzione con il sale perché le acciughine sono belle salate, i capperi pure, giusto? Fate attenzione. Brava. Ma questa figlioletta mia sa tutto, io sa tutto. Arrivo già imparata, Brava. Mai quanto te. Ma però c'entra? cerco di non fare brutta figura, Angelica. Amore, ma io sono una vecchietta che cucina, ho l'esperienza della mamma, vero? Chiaro, E guardate qua che bello. L'uva sultanina. Bella. Guarda, la facciamo scendere come pioggia. Anche solo come pioggia. E poi ci mettiamo il cappero che abbiamo un po' dissalato. Eccolo. Quindi come diceva Samantha, attenzione con il sale. se no E le olivette, guardate queste olivette, che le ho un po' condito con un po' di aglio e origano. Ma non è che c'hanno il nocciolo queste, va bene, adesso viene fuori una polemica, perché io non sono per l'oliva denocciolata, perché ci sono alcune olive che non si possono denocciolare. I pinoli, ecco, andiamo sempre. E adesso copriamo con il secondo cerchio che io ti vado a prendere. Ok, dopodiché mettiamo al forno, giusto? Sì. Ma l'uovo sopra ci va Certo, per rendere l'impasto un colorito un po' dorato, Intanto dobbiamo far vedere anche la chiusura, guarda. Questa chiusura tra i due cerchi deve essere fatta a mano. Certo. E poi la andiamo a girare così, vedete? Per essere sicuri proprio che venga chiusa, che non esca fuori nulla. Sì. Adesso spennelliamo con l'uovo, ma intanto io ce l'ho già pronta per te. Tu intanto bucarella. Buchiamo anche alla fine per far uscire fuori i vapori. Metti il tuorlo. Ok, vado. Io mi sporco un po' le mani, Ma certo, con le mani si fanno certe cose. Bisogna sporcarsi le mani. Intanto guarda, io te la porto già bella, cotta, profumata. Allora io la Scappa. Scappo, la portala Portala subito. ospite. Vai. Ciao! Arrivo!
Ma così modo è Brigida, tazze e caffè parite, a sotto tenito zucchero, ma coppa marasita, ma tanta che già gira, ma tanta che già puta, che ho dolce sotto la tazza fino a mocca t'ad arrivare. Eccomi, guarda un po' che cosa ti abbiamo preparato con la nostra Angelica. Guardate, bellissima Angelica. pizza proprio